I sindacati del settore trasporti, FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti hanno deciso di lanciare una piattaforma rivolta alla Regione Veneto e agli enti di governo affinché il trasporto pubblico locale del Veneto mantenga una propria solidità a partire dai necessari investimenti e siano garantiti diritti e tutele ai lavoratori. Privo di una visione d'insieme, senza garanzie certe di ammodernamento e di sviluppo, sofferente per un prolungato taglio di risorse, il trasporto pubblico locale del Veneto è un punto cruciale, scrivono nella convocazione dell'attivo regionale dei quadri delegati che si terrà il 19 febbraio al Censer di Rovigo. Entro il 31 dicembre dello scorso anno, infatti, gli enti di governo, ex province e comuni, dovevano decidere circa le modalità di gestione dei servizi e in mancanza di indirizzi omogenei da parte della regione ne è emerso un quadro assai diversificato e parcellizzato, con Padova, Belluno e Verona che hanno optato per gli affidamenti tramite gara europea, Verona però divisa in 2 lotti, Treviso che non ha pubblicato nessun bando, così come la veneziana CTV gestita in house, mentre a TVO la parte nord-orientale della provincia di Venezia ha già fatto la gara. Vicenza ha optato per la gestione in house e Rovigo è rimasta in house in quanto non ha le compatibilità economiche per affrontare una gara. A fronte di questi processi, che incideranno in modo non indifferente sui destini del settore, dei lavoratori e dell'utenza, si è deciso di fare il punto della situazione. La fase che si apre, insomma, è assai delicata e va gestita in una logica di sistema per evitare di cadere in competizioni tra territori o in soluzioni a ribasso, mentre la crescita di domanda di trasporto pubblico e la necessità di promuovere un servizio efficace e valido anche sul piano ambientale impongono una strategia unificante che chiama in causa proprio la Regione, che ha la titolarità del servizio e a cui spetta operare l'attesa riorganizzazione regionale, a partire dalle linee e dall'intermodalità ferro-gomma.